Venezia riparte con entusiasmo di corsa. Manca meno di un mese alla sesta edizione del CMP Venice Night Trail, manifestazione della famiglia Venice Marathon, che sabato 9 aprile, con partenza alle ore 21, attraverserà la città. Già esauriti da settimane i 5.000 pettorali, iscrizioni chiuse con entusiasmo alle stelle. Siamo stati colpiti in qualche modo, anche se eravamo molto fiduciosi. Il programma del 2022 è partito alla grande, il primo appuntamento è il Venice Night Trail, il CMP Venice Night Trail, e è programmato il 9 di aprile e ritorniamo alla collocazione primaverile. 16 chilometri di percorso che attraverseranno 51 ponti della città. Una gara che ha sempre avuto molto successo e ha sempre avuto numeri importanti. Quest'anno, di fronte alla pressione che avevamo avuto sentore, quando però abbiamo aperto le iscrizioni non pensavamo di chiuderle 2 mesi prima della data. Il conto alla rovescia è partito con molto entusiasmo. Questo dà un segnale del successo di una gara unica al mondo che si corre di sera a Venezia in una cornice stupenda e che è una sorta di percorso nella Venezia minore anche se poi si passa per i momenti e per i luoghi più monumentali e più famosi. Partiamo appunto dall'area di Marittima, poi andiamo verso la zona di Cannareggio, passiamo per il Ghetto, le fondamenta nuove, andiamo verso la zona est, passiamo a ridosso dell'Arsenale e a Sant'Elena poi torniamo indietro e facciamo un po' il percorso al contrario della Venice Marathon.